Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Vogliamo solo sapere perché è morta. L'appello della famiglia di Simona, distrutta in lacrime dopo la morte della giovane pallavolista trovata senza vita in piscina durante una festa di laurea. Ci sono troppe cose strane, denunciano. Giornalista si rompe la gamba a Stromboli e viene trasportato con una moto ape alla pista dell'elisoccorso. Il presidente Schifani dispone un'ispezione. Entra in funzione il distallatore di Porto Empedocle, il primo dei 3 impianti voluti dalla Regione contro l'emergenza idrica. Produrrà inizialmente 50 litri di acqua al secondo. Ventenne muore in un incidente a Palermo, grave il passeggero 17enne. Erano su una moto che si è scontrata con un'automobile. Carenze igieniche e gravi irregolarità in un bar-ristorante della zona di Piazza Europa a Catania. Multe per 20.000 euro, sospesa l'attività e denunciato il titolare. Barocco e contemporaneità, il Val di Noto si afferma come nuova destinazione culturale e creativa che affascina il mondo. Calcio, il Catania conclude il ritiro di Norcia con il test vinto 6-1 con il Monte Spaccato, squadra di Serie D. Il Trapani torna ad allenarsi a Valderice e il Siracusa proseguirà il ritiro in sede. Vogliamo solo sapere perché è morta. È una famiglia distrutta in lacrime, quella di Simona, che chiede di conoscere perché la ventenne è morta durante una festa di laurea a Bagheria. Sentiamo Marco Gullà. Cosa è successo? Perché è morta in una festa? Perché? Vogliamo sapere solo cosa è successo a mia figlia. Il volto tirato, la voce spezzata dalle lacrime, un dolore che si ripete come un mantra disperato. Voglio sapere cosa è successo. La madre di Simona, la ventenne morta in una villa di Bagheria, chiede chiarezza sul decesso della figlia. Piange disperato il papà della ragazza. Non è normale che non c'era solo bottiglie d'acqua, la piscina pulita. Siamo stati chiamati, anzi noi abbiamo chiamato alle 4:45, mia moglie ha chiamato perché ancora non ci chiamava nessuno. Abbiamo chiamato per caso sentito tutto ciò. Accanto ai genitori ci sono Roberta e Gabriele, sorelle e fratello di Simona. Le loro dichiarazioni vengono interrotte dal pianto, dalle lacrime di una morte misteriosa. Quando abbiamo capito che l'avevano trovato a testa supina, quindi con la faccia verso l'alto, abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Pure perché Simona non era annegata, probabilmente, dato che era con la faccia in su. Ci sono troppe cose strane. Siamo arrivati, non c'era niente, era tutto pulito. Zero alcol in giro, nulla. Una festa con tantissime persone, erano 80 persone, non c'era niente che potesse essere chiamato festa, c'era ancora il DJ set e basta. Molti punti non convincono né la famiglia e né il legale, che dice: riteniamo anomalo il mancato sequestro della villa in cui è morta Simona Cinà. La console è stata rimossa dopo poche ore perché, pensate, la villa va affittata per un'altra festa. Domani la procura di Termini Imerese conferirà l'incarico per l'autopsia. Al momento non ci sono indagati. Cambiamo argomento. Un giornalista si rompe il femore a Stromboli, ma l'ambulanza è guasta e così per trasportarlo alla pista dell'elisoccorso si usa una moto ape. Il presidente Schifani dispone un'ispezione. Sentiamo Francesco Triolo. Scatta l'ispezione a Stromboli dopo l'episodio verificatosi nei giorni scorsi sull'isola al giornalista Francesco Viviano, un caso che ha suscitato eco mediatica dopo il racconto dello stesso Viviano sui social. Caduto a Stromboli e rimasto con una frattura al femore, è stato trasportato su una moto ape all'elisuperficie dell'isola a causa dell'assenza dell'unica ambulanza fuori uso da mesi, quindi l'arrivo in elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina. Il presidente della regione, Renato Schifani, ha chiesto all'assessore alla salute Daniela Faroni di avviare un'ispezione presso la struttura ospedaliera e l'assessore ha incaricato il dirigente generale del DASOE, Giacomo Scalzo, di attivare immediatamente le verifiche del caso. La commissione ispettiva si è insediata questa mattina al Papardo per accertare le ragioni della lunga attesa, circa 4 ore, prima del trasferimento del paziente al Policlinico, dove è stato successivamente operato. Se Schifani annuncia che si farà di tutto per accertare le responsabilità e prevenire episodi simili, soprattutto nelle isole minori, l'assessore Faraoni ammette le difficoltà logistiche dell'isola di Stromboli, dove un normale mezzo di soccorso non può transitare. A settembre è prevista la consegna di un veicolo speciale già acquistato dall'ASP di Messina per garantire trasporti in sicurezza.
La moto ape ambulanza di Stromboli non è che l'ultimo scandalo di una sanità allo sbando, ha detto il deputato dei 5 Stelle Antonio De Luca, e non certo per colpa di medici e operatori sanitari che si fanno in quattro per tenere a galla una nave palesemente alla deriva. De Luca ha ricordato anche il caso della frattura alla gamba trattata all'ospedale di Patti con il cartone, dell'uomo morto a Villa Sofia dopo 17 giorni di ricovero in attesa di intervento chirurgico, delle lunghe liste d'attesa. È entrato in produzione il nuovo dissalatore di Porto Empedocle, il primo dei 3 impianti realizzati dalla Regione per contrastare l'emergenza idrica in Sicilia. Da poco sono stati immessi in rete 50 litri al secondo di acqua dissalata a servizio della città di Agrigento. Gradualmente l'impianto avrà un progressivo aumento della produzione di acqua fino a circa 100 litri al secondo. Per la realizzazione dei 3 impianti, oltre a quello di Porto Empedocle, sono in corso quelli di Gela e Trapani. La Regione siciliana ha messo a disposizione 110 milioni di euro. A Palermo un altro incidente mortale, un 20enne si è scontrato con la sua moto contro un'auto. Intanto sulle strade oggi è giornata da bollino rosso nel primo fine settimana d'esodo. Giusy Lazzara. Ancora sangue sulle strade di Palermo. Incidente mortale in via P3. Un 20enne perde la vita nello scontro frontale tra la moto che guidava, una Yamaha, e un'auto, una Lancia Y. Grave il passeggero della moto, un 17enne che ha riportato lesioni ed è ricoverato in prognosi riservata al civico. Nello stesso ospedale è deceduto invece il 20enne poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Illesi gli occupanti dell'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, carabinieri e vigili del fuoco per prestare i soccorsi e mettere in sicurezza l'area. Ieri un altro incidente nella zona dell'imbarco nello scalo Falcone Borsellino a Palermo tra un pullman che trasportava i passeggeri all'aereo e un Ambu Lift, il mezzo con a bordo 10 disabili in transito nello scalo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri e i medici in servizio dell'aeroporto. 3 passeggeri sono rimasti feriti ma in modo lieve. E intanto oggi traffico da bollino rosso sulle strade e autostrade siciliane per il primo fine settimana d'agosto da esodo. Dall'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS in questo weekend si attendono 13 milioni e 150 mila spostamenti di autoveicoli. Le strade più critiche sono quelle che prevedono spostamenti dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura. E per chi arriva potrà godere di una temperatura nella media stagionale tra i 30 e i 33 gradi e giornate senza nuvole. L'indicazione del Consorzio Autostrade Siciliane è di mettersi in viaggio in perfette condizioni del proprio veicolo e delle dotazioni di sicurezza. Aspirate a cose grandi, alla santità ovunque siate, non accontentatevi di meno. Comprare, ammassare, consumare non basta, abbiamo bisogno di alzare gli occhi, di guardare in alto alle cose di lassù. Sono le parole di Papa Leone XIV, rivolta al 1 milione e oltre di giovani a Tor Vergata provenienti da ben 147 paesi, una marea di ragazzi e tra di loro anche i 2000 partiti dalla Sicilia. L'omelia della messa conclusiva del Giubileo dei Giovani è stata tutta rivolta all'essenza della sfida interiore del nostro tempo. Il messaggio più forte all'Angelus: un mondo di pace è possibile. Siamo con i giovani di Gaza, con i giovani dell'Ucraina e di ogni terra insanguinata dalla guerra. Voi siete il segno che un altro mondo è possibile, un mondo di amicizia in cui i conflitti non vengono risolti con le armi ma con il dialogo. Torniamo a Catania, sporco e con cibo avariato, multato un bar-ristorante di Piazza Europa. Sentiamo Eva Spampinato. Probabilmente gli ispettori, quando sono entrati per il controllo all'interno di un bar-ristorante in zona Piazza Europa a Catania, non immaginavano di trovare una situazione così critica. Una task force ha passato al setaccio il locale riscontrando gravi irregolarità. Le sanzioni superano i 20.000 euro. Tra le violazioni, cartelli obbligatori assenti, occupazione abusiva del suolo pubblico, musica senza autorizzazione e 2 lavoratori in nero. Ma la situazione peggiore l'hanno riscontrata nel laboratorio collegato al locale, di cui è stata disposta la sospensione per carenze igieniche. Sequestrati e distrutti 190 kg di alimenti privi di tracciabilità, alcuni scaduti e con muffa. Altri 6 kg di carne e pesce non idonei sono stati eliminati sul posto. Il titolare è stato denunciato anche per violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Controllata anche una gastronomia vicina, qui solo sanzioni minori per un totale di circa 1.000 euro.
La Sicilia si afferma come una delle destinazioni più ambite di quest'anno. Taormina, Palermo, Catania, Agrigento e Siracusa. In vetta la provincia di Ragusa registra una buona presenza turistica ma anche alcune criticità. Veronica Barbarino. Arte, cultura, enogastronomia, strutture alberghiere di qualità. Cresce per le vacanze la domanda di esperienze personalizzate e servizi impeccabili da parte dei viaggiatori e la Sicilia si afferma una delle destinazioni più ambite del 2025. In testa Taormina, regina del lusso con boutique hotel e resort da sogno. Seguono Palermo con la sua storia, Catania con il suo centro e l'Etna che la guarda dall'alto, Agrigento e Siracusa con le loro bellezze architettoniche e artistiche. E in provincia di Ragusa si punta su barocco, territorio e ospitalità esperienziale. È un'offerta turistica lenta che cerca di far vivere quella che è l'essenza del sud-est della Sicilia, quindi con il suo barocco, con le sue emergenze naturalistiche, con le sue attrazioni culturali, ma anche con le produzioni enogastronomiche, le ricette locali, i luoghi di Montalbano. Noi stiamo lavorando per organizzare sempre meglio le azioni di promozione e attrarre nuovi flussi di turismo consapevoli e interessati ad approfondire quelle che sono appunto le attrazioni di quest'area. Nonostante gli sforzi su una programmazione di qualità, gli operatori ragusani del settore lamentano infrastrutture carenti, scarsa presenza di strutture top level e poco personale formato. Resta comunque una Sicilia che guarda al roseo futuro, secondo i dati sugli introiti derivati dalla tassa di soggiorno dell'anno scorso. Oltre 40,5 milioni di euro di incasso posizionano la nostra isola in vetta tra le regioni d'Italia. E il Val di Noto si afferma come nuova destinazione culturale e creativa dove il fascino barocco incontra le tendenze contemporanee. Allora con Eva Spampinato andiamo a scoprire questo territorio e i suoi protagonisti. Un dolce senza lattosio come richiesto ma forse troppo in ritardo, il ricevimento nuziale si trasforma in rissa con il titolare del ristorante aggredito dal padre della sposa e da alcuni invitati. È accaduto la scorsa notte in un locale di Marsala. La vittima è stata colpita con una sedia e poi assalita alla gola da più persone, raccontano i testimoni. Alcuni tavoli e sedie sarebbero stati danneggiati. Allertati sono arrivati i carabinieri e polizia che hanno riportato la calma. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo per parlare di un relitto greco emerso dalle acque. A tra poco. Dai fondali di Ispica riemerge un antico relitto greco. Siamo al largo di Santa Maria del Focallo. Orazio Longo. Un altro tassello della storia del Mediterraneo riaffiora dai fondali della Sicilia, al largo di Santa Maria del Focallo a Ispica, nel Ragusano. Un relitto greco a 6 metri di profondità databile tra il VI e il V secolo a.C., a testimonianza di come la nostra isola sia stata centrale negli interessi del Mediterraneo sin dall'antichità. Ecco nelle immagini l'intervento dei sommozzatori durante la 6ª campagna di archeologia subacquea condotta dall'Università di Udine e dalla Soprintendenza del Mare della regione siciliana. Oltre alla struttura della nave, le ricerche hanno permesso di recuperare l'albero, ceramiche a figure nere, un piccolo unguentario con incisa in lingua greca la parola nau, nave, e un pezzo di cima utilizzata a bordo dell'imbarcazione. Ottimo lo stato di conservazione, i resti della nave, inizialmente sepolti da uno strato di sabbia e massi, sono stati portati parzialmente alla luce a partire dal 2024. La nuova campagna ha permesso di avanzare allargando la trincea di scavo fino al totale esaurimento del deposito. Ciò ha consentito di individuare altre parti dell'ossatura della nave, fra cui il paramezzale, una trave che tiene le costole dello scafo, e una delle sue 2 ruote. Le operazioni si sono protratte per 5 settimane e hanno permesso inoltre di documentare i resti attraverso rilievi diretti e riprese fotogrammetriche con la realizzazione di un modello tridimensionale. Le ricerche rientrano nel più ampio progetto di collaborazione scientifica Caucana Project. Quello di Ispica si aggiunge ai relitti Marausa 2, a quello delle colonne di Taormina, Gela 2 e ai reperti sommersi di Ustica, che vedono il regista Martin Scorsese lavorare al suo Shipwreck of Sicily, docufilm sui resti subacquei individuati e scavati dalla soprintendenza. La scrittrice messinese Nadia Terranova ha raccontato a Modica il suo nuovo romanzo Quello che so di te, finalista al premio Strega. Veronica Barbarino.
Messina, 1928. Una donna minuta varca la soglia del manicomio Mandalari. È Venera, la bisnonna della scrittrice messinese Nadia Terranova. La sua storia, avvolta nel silenzio, è parte della mitologia familiare, una presenza costante, quasi un fantasma. Ma oggi, interrogandosi sul legame tra maternità e follia e su quanto pesano le eredità invisibili nelle nostre vite, quella storia torna a vivere nel suo nuovo libro, Quello che so di te. Inizia tutto da un sogno che io faccio senza avere mai conosciuto questa donna. Quanto forti sono le storie che si attaccano al nostro, anche se vogliamo, mondo onirico, al nostro inconscio, anche quando cerchiamo di non pensarci, anche quando le rimuoviamo, no? Quanto forte può essere tutto il tessuto del non detto delle nostre storie familiari e quanto è forte il gesto di aprire quella porta. Con la nascita della propria figlia, la scrittrice inizia un viaggio tra archivi, ricordi e luoghi per riportare alla luce non solo la storia della sua bisnonna, ma quella di tante donne del Novecento. Sono stata al manicomio, all'ex manicomio, un luogo fortissimo come tutti i manicomi abbandonati, ormai dismessi, ma in realtà ancora brulicanti delle voci, delle storie, delle persone che li hanno abitati. Racconta di donne che, come Venera, finirono in manicomio perché considerate da contenere e isolare, artiste, anticonformiste, donne che non volevano figli, accusate persino di frodare la natalità. Tutto questo in un romanzo intimo e politico allo stesso tempo, che rompe il silenzio sulle eredità familiari e sulla salute mentale e ci ricorda quanto sia importante ascoltare le storie nascoste nelle piaghe della memoria per sentirsi liberi dai fantasmi del passato. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa prima della pagina sportiva in cui parleremo fra l'altro dell'amichevole del Catania con il Monte Spaccato. Eccoci alla pagina sportiva con il calcio, l'amichevole del Catania con il Monte Spaccato, vinta 6-1 dai rossazzurri, ha concluso il ritiro di Norcia. Trapani ad un passo dal centrocampista d'ausilio, cambio di programma per il Siracusa. Ci dice tutto Sergio Colosi. 6-1 per il Catania, l'amichevole con la formazione di Serie D del Monte Spaccato che ha concluso il ritiro di Norcia. 3-4-2-1 di Toscano, con Dini in porta, difesa con Di Gennaro centrale, ai lati Pieraccini e Celli, interni di centrocampo Corbari e Quaini, esterni Casasola e Donnarumma, sulla tre quarti Lunetta e Cicciarelli, con forte punta centrale. A riposo tra gli altri Di Tacchio, Luperini, Stoppa e Rolfini. Nel primo tempo, dopo il vantaggio laziale di Colasurdo al 24esimo, pareggio di Cicciarelli 2 minuti dopo. Sorpasso rossazzurro prima del riposo con forte su rigore e Lunetta tra il 42esimo e il 43esimo. Nella ripresa il Catania cambia 10/11, confermato solo Guaini. Doppietta di D'Andrea, assegno al 9 e al 13esimo, rete di Raimo al minuto 35. 3 giorni di riposo, giovedì la ripresa della preparazione in città, domenica prossima amichevole al Massimino in occasione della presentazione della squadra ai tifosi. Sul mercato Pastore lavora su centrocampo e attacco per un definitivo salto di qualità, operazioni da concludere dopo la partenza dei calciatori in esubero che non rientrano nei piani di Toscano. Il Trapani, vicino al centrocampista Michele D'Ausilio, riparte da Valderice per la seconda fase del ritiro, mentre il Siracusa, annullata la sede di Canicattini, proseguirà ad allenarsi al De Simone. Gianluca Contini, ex Virtus Verona, guiderà l'attacco azzurro insieme a Giuseppe Guadagni. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.